Gli ingredienti per questa ricetta sono 200 ml di sapa o saba, 400 g di farina, 150 g di semola, 35 g di strutto, un uovo, 100 ml di latte, un cucchiaio di sciroppo d'arancia, 135 g di noci sgusciate, grigli di noce per guarnire, 50 g di uva passa, 10 g di seme d'anice, cannella e chiodi di garofano a piacere, 10 g di lievito di birra, 16 g di ammoniaca e un pizzichino di sale. Impastiamo la farina, la semola col sale, aggiungo l'uovo, dopodiché aggiungo lo sciroppo d'arancia, continuo a mischiare, poi sciolgo il lievito di birra in un po' di latte e lo aggiungo all'impasto. Quindi sciolgo lo strutto nel restante latte. Quando lo strutto sarà sciolto, aggiungo l'ammoniaca e continuo a rimestare fino a che vengono fuori le bolle. Quando sarà pronto poi lo aggiungerò all'impasto un po' alla volta e continuo a impastare. Quindi aggiungo la sappa o saba intiepidita, cerco di amalgamare l'impasto, come potete ben vedere l'impasto è abbastanza appiccicoso, quindi non spaventatevi e continuate a impastare. Ora aggiungo i chiodi di garofano e la cannella. Inoltre aggiungo i semi d'anice. Poi l'uva passa e continuo a impastare e quindi alla fine aggiungo le noci spezzettate. Una volta che l'impasto è ben amalgamato, lo trasferisco sulla spianatoia quindi faccio un rotolo, poi lo divido in due parti, dopodiché faccio le forme per poterle poi guarnire con le noci sgusciate.
Ora sistemiamo le forme su una tovaglia ben infarinata e la copriamo per lasciarla riposare e quindi lievitare per circa 2 ore. Ora inforniamo nel nostro forno a legna. Chi invece lo inforna nella propria cucina dovrà infornarlo a una temperatura di 180 gradi. Da noi la cottura è andata in porto per circa 50 minuti. Infine spennelliamo il pane appena sfornato con della sappa ed ora ne verifichiamo il risultato. Il risultato è ottimo, grazie Irene per la collaborazione. Grazie anche a te e a nonna Lorenzina per la ricetta. Allora ci vediamo prossimamente con un'altra ricetta. Ciao a tutti, grazie.